Vescovo Corrado, ci troviamo a pochi giorni dalla celebrazione della beatificazione di padre Cosma Spessotto. Con che atteggiamento parte per questo importante appuntamento per la nostra Chiesa diocesana e per la Chiesa universale, direi? Come ho scritto anche sull'azione, parto con un atteggiamento insieme di emozione, di gioia e di responsabilità. Di emozione perché avere un beato martire non è cosa di tutti i giorni, è davvero una cosa straordinaria. E mi impressiona la vita di padre Cosma, la sua semplicità, il suo essere uomo di comunione, sempre sopra le parti, cercando di non creare fazioni, eppure impegnandosi per gli ultimi fino a tirarsi la violenza e l'omicidio. Quindi l'emozione di fronte a questa figura e poi anche la gioia, perché è veramente un dono che il Signore ci fa, non tanto per la tragedia della morte quanto per questa testimonianza che è davvero esemplare e incoraggiante per tutti noi. Un beato martire è certamente un grande dono per la nostra diocesi, ma al tempo stesso è anche una responsabilità, perché il martirio esprime una dimensione esigente della fede. Che cosa dici a proposito di questi due aspetti della beatificazione di padre Cosma? Ma io credo che diventi davvero un testimone martire, no? Vuol dire testimone, un testimone di fronte a tutti noi. Da un lato ci fa capire come sia davvero possibile dedicare la vita totalmente a Gesù e prendere sul serio le parole del Vangelo fino in ultima, fino a dare la vita. È possibile, l'ha fatto padre Cosma, che non era un Superman, era una persona normale, però ci ha creduto, ha sperato, ha amato fino in ultima, quindi è possibile farlo. Un secondo messaggio è quello che mi viene in mente sentendo le parole di Gesù. Gesù, parlando delle violenze, delle persecuzioni che i suoi discepoli avrebbero trovato, li invita a non spaventarsi, a non temere. E dice questa frase che mi ha sempre molto colpito: questo vi darà occasione di rendere testimonianza. Questo è vero, è stato vero per padre Cosma in maniera clamorosa, ma questo credo che sia vero anche per noi. In momenti di disagio, di difficoltà, di tribolazione, di prova, di smarrimento come quello che stiamo vivendo, anche noi non dobbiamo perderci di coraggio. Questo ci darà occasione di rendere testimonianza, magari non dando la vita fino al sangue come padre Cosma, ma mostrando come noi ci fidiamo del Signore Gesù, continuiamo a mantenere viva la speranza, continuiamo ad amare con quella forza che Gesù ci ha insegnato. Ecco, io credo che avere un beato martire della nostra terra ci fa venire in mente tutto questo e ci stimola e ci sostiene in questa direzione. In modo particolare il messaggio per la nostra diocesi, per la diocesi di Vittorio Veneto, quale può essere l'attualità di padre Cosma Spessotto? Anzitutto credo di essere contenti e da un lato saper apprezzare quella tradizione cristiana che ha fatto sorgere persone come padre Cosma. Credo che questo sia un aspetto da recuperare. Non è nato per caso a Mansuè, è quell'humus buono, solido, fedele delle nostre comunità cristiane che sta all'origine della vita e delle scelte di padre Cosma. Quindi da un lato saper apprezzare questa tradizione, dall'altro sentirci davvero anche stimolati a magari essere un po' più coraggiosi di quanto a volte siamo in questo momento.